Amém? Cantiamo una musica che dice che cosa? Ho deciso per? Quando eu penso em questa música sembra um conflito, não? Ho deciso per te, ma nel momento em que inserisco la mia volontà, abbandono tutto quello che ho deciso. Tante volte eu dico, nel momento della lode e della adorazione, è il grande momento della nostra bugia verso Dio, no? Cantiamo, ma nel momento di inserire in pratica, Dio, è la mia volontà. E così entra quello grande conflitto. E la mia preghiera, la nostra preghiera è che sia veramente questa musica sia la nostra realtà. Quello che a tua voce dice, io obbedisco. Se eu devo perdonare, io perdono, sono libero. Se eu devo servire, io sono un grande servitore, io servo. Se eu devo camminare, io secondo o milho, io cammino. Se eu devo dare la giacca alla camicia, io do. Eu não ho nessuno diritto. Qual é o tuo diritto? É um dovere. Nós não abbiamo nessuno diritto. Quando eu imparo questo, che noi non abbiamo nessuno diritto, eu imparo veramente che cosa significa queste parole di questa musica. E hoje parleremo di una cosa stupenda, la libertà, un Dio che ci libera. Tu sei libero? Tu sei libero in Cristo? Tu conosci questo senso di libertà? Alzare le braccia e gridare, camminare e correre. Io sono libero. Non c'è nessuna schiavitù su di me. Adesso c'è la libertà perfetta. E quando parliamo di libertà c'è quello senso di che sembra che è finita la guerra. È molto bello venire in Europa, conoscere l'Europa e andare per quelle strade dove la prima e seconda guerra è stato un grande conflitto mondiale qua. E è bello di vedere questo nella storia. So che gli italiani e gli europei hanno sofferto tantissimo per questo. E tanti sono scappati dall'Italia per il problema della guerra. Ma quando finisce la guerra, sembra che entriamo nella storia della libertà. E noi siamo liberi. Perciò sembra che noi abbiamo vissuto una guerra molto grande. E adesso c'è la libertà. Qual era la nostra guerra? Qual era la nostra grande guerra? Era o peccato, no? Eu era um escravo do pecado, e o pecado me circundava, o pecado prendeva a cura di me, o pecado faceva comer quello che voleva, e eu era completamente... É uma expressão que eu ho imparato com a Alessandra, que hoje é qua, avere prosciutto davanti agli occhi, não? Tu que me hai insegnato questa espressione qualche anno fa. Ossia, quando o pecado entra, sembra che non vediamo più niente nella nostra storia, facciamo tanta empatia. E Gesù è venuto per dare la libertà. E noi siamo liberi in Cristo. Giovanni 8, 31 fino a 36. Mentre ele parlava così, molto credettero in lui. Giovanni 8, 31 a 36. Credettero in lui. Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui. E cosa disse Gesù? Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità? E la verità vi farà? Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Esse lhe rispose, ma noi siamo discendenti da Abramo, noi frequentiamo la Chiesa Battista, noi siamo della Chiesa Battista da tanti anni, siamo stati battezzati di là. E non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi dire, voi diventerete liberi? Gesù rispose loro, in verità vi dico, che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Ora, lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figlio vi dimora per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente. Cristo è con te. Cristo vive nella tua vita. Io ho deciso di seguire solo te. E quando ho deciso per Cristo, eu ho trovato la libertà. Eu já ero contato tante volte alla Chiesa. Eu pensava che io ero un ragazzo libero, fino a 20 anni, che io facevo tutto quello che io volevo, il senso della mia vita era fare tutto quello che io decidevo, e la mia vera libertà era quello che io volevo e io facevo. Io ero un grande schiavo. Quando ho conosciuto Cristo, i prosciutti sono usciti. Ho conosciuto la libertà.
Ho visto o quanto ero dipendente delle tante situazioni della mia storia, della storia, e ho conosciuto che Cristo veramente è la grande liberazione. O popolo di Israele ha vissuto un'esperienza stupenda, loro erano che cosa nell'Egitto? Tanti anni schiavi nell'Egitto, e hanno trovato la libertà, hanno trovato la vita. E nonostante questo, o popolo anche desiderava ritornare a essere schiavi. E hanno perso il senso della libertà. E noi siamo liberi in Cristo Gesù e non possiamo ritornare alla pratica del peccato. E che cosa è il peccato? Che cosa ti distrugge oggi? Noi viviamo na società oggi ammalata, soffre, è o álcool, è la droga, è la pornografia, è o sesso senza responsabilità, giochi, pensieri negativi, mancanza di rapporto di amicizia, amarezza nel cuore, bassa autoestima, complexo com o passato, mancanza di perdono, e tante queste cose e le altre situazioni che portano la società oggi a essere vittima alla sofferenza, al peccato. 2 settimane fa eu stavo parlando con una ragazza, il suo genitore non vivono qua in Italia, vivono in Germania, e lei mi ha detto: Pastore Caio, la situazione di mio papà è così, gioco. E lui ha perso il lavoro. E un giorno lui ha ricevuto, come si chiama quello che quando finisce il lavoro, che TFR, un soldo altissimo. Che cosa ha fatto questo uomo? Ha sprecato tutto il soldo nel gioco. E lui è sparito per più di una settimana, perché lui non voleva ritornare a casa per vergogna. Hanno trovato questo uomo distrutto per strada. La moglie ha portato questo uomo a casa e ha detto: nonostante quello che tu hai fatto, io ti amo come mio marito. E lui dipendente do gioco. Adesso lui non aveva più soldi, non aveva più niente. Che cosa ha fatto questo uomo per giocare? Ha rubato le cose dentro di casa. E ha cominciato a sparire le cose. E questa ragazza mi ha detto: Pastore, non so che cosa fare con mio papà. Lui non è credente. Lei sì, la mamma sì. Stanno pregando. È un vizio, è la dipendenza, è la schiavitù. Questo uomo del gioco, dell'alcol, della droga, del sesso, della pornografia. Quanti ci sono in questa situazione? È la schiavitù del peccato che sta distruggendo la nostra società. Ieri qua è stato un evento stupendo, bellissimo, tante persone della società di Treviso qua, e le persone che non conoscono Gesù, è venuta una signora da Padova, e che noi stiamo camminando con questa signora da 2 o 3 mesi, e questa signora non voleva venire, entrare na chiesa, fare studio bíblico a casa sua, ok, lei accetta, ma entrare nella chiesa, lei no, e giovedì abbiamo parlato, mercoledì, ma vieni, noi staremo lavorando su un argomento della salute, vieni, ma io non ho problema con questa salute, ma vieni, e lei è venuta. E dopo lei ha condiviso con noi qua: io non volevo uscire, perché ho trovato un ambiente d'amore qua dentro. Io volevo restare qua tutta la mia vita. E ho detto: Gabriela, che bello, Gabriela, ascoltare questo di te. Pastore, se eu avesse saputo che era così questa chiesa, lá dentro de Padova, io potevo venire gli altri giorni. E lei è molto espansiva. Eu non so che questo dirà mercoledì no prossimo studio. Ma che gioia! Nella schiavitù anche lei ha una dipendenza. Ha trovato l'amore, ha trovato pace, ha trovato un ambiente di diverso che lei non ha capito. Ossia, o senso della libertà è Cristo Gesù, tramite la nostra vita, che possiamo fare vedere agli altri che cosa è la libertà, che cosa è la vita in Cristo Gesù. O credente è libero. Noi siamo liberi, perciò che la faccia di un credente è di gioia, è di allegria, perché siamo liberi, non c'è nessuna amarezza nel nostro cuore. Che bello questo! Quanto la umanità sta soffrendo e noi dobbiamo capire questo. Quanti nostri fratelli stanno soffrendo com a mancanza di perdono, e loro stanno soffrendo tantissimo, e noi dobbiamo andare di là e dire: Cristo, nella sua parola c'è la libertà. Tu sei libero. Tu sei libero per gioire, tu sei libero per adorare Dio. Tanta bugia, tanta superbia, tanto orgoglio, tanta pigrizia, solitudine, tanto allontanamento degli altri, sono le cose diaboliche che fanno che l'uomo soffra. E noi abbiamo la conoscenza della libertà in Cristo. La tua voce mi dice? La tua parola mi dice? E io ho deciso di seguire?
È di là che è la libertà in Cristo Gesù. Perché che io voglio fare, vorrei fare la mia propria volontà. Io sono un schiavo di me stesso. La voce di Cristo è libertà. Dio è venuto per darmi la libertà. Quando Gesù afferma che la libertà è vera, è verità. Non importa quanto grandi sono le tue catene, la tua schiavitù, io só posso dirti che Cristo Gesù può rompere qualsiasi catena. E mi fa libero. Io posso dirti perché ho vissuto la esperienza della schiavitù. Io sono libero. Io sono libero. Oh, non esiste cosa più profonda e più bella di questo. Di camminare un sguardo di libertà, un sguardo di trasformazione della nostra vita. Perciò il primo passo che vorrei lavorare con la Chiesa in questa mattina su questo testo è che io devo riconoscere qual è il mio problema. Io só posso essere guarito della schiavitù, delle catene che mi prendono qua, quando io riconosco qual è il mio problema. Qual è il tuo problema? Qual è il nostro problema? Qual è la nostra schiavitù? Che cosa che sta prendendo sopravvento su di noi? Che cosa che non mi fa essere felice? Che cosa che non mi fa essere una persona socievole? Che cosa che non mi fa essere una persona che adora a Dio con le braccia alzate al cielo? Che cosa che mi impedisce di adorare Dio con tutto il mio cuore, con la mia bocca? Che cos'è? Tu lo sai. Tu lo sai. Io devo riconoscere il mio problema. Tanti di noi soffriamo qua con la pornografia. Treviso, numero 1 in Italia con la pornografia. 70% sono gli uomini sposati. Treviso. Io non ammiro che ci sono degli credenti qua della Chiesa Battista di Treviso che sono dipendenti della pornografia. Treviso, numero 1 in Italia. 70% uomini sposati. Qual è la tua dipendenza? Álcool, gioco, droga, rubare, bugia, mancanza di amore, prigione del perdono che non manifesta, amarezza nel cuore e tanti gli altri. Qual è la tua prigionia? E di vedere la persona e si sente quella persona. Che cos'è che ti impedisce di essere libero? Conoscerete la verità? Chi conosce il figlio? Chi ascolta il figlio e obbedisce? Troverà la libertà. La guarigione esiste quando io confesso a Dio qual è il mio peccato, quando io riconosco il mio peccato. Gesù viene a offrirci la liberazione, ma io devo confessare. Io devo aprire il mio cuore, io devo versare su di Lui. Gesù, io confesso, io sono un dipendente dell'alcol. Io non riesco a resistere. Io non ce la faccio. Perché se c'è qualche soldo in mia tasca, io vado a quel bar. Io bevo. Io sono dipendente di Gesù. Io ho bisogno della tua guarigione, perché questo è molto più forte di me. E questa schiavitù che noi abbiamo nel peccato significa che è più forte di me. Perciò soltanto il Figlio che mi fa libero. È soltanto nella parola che io trovo la libertà, la guarigione. Qual è il tuo peccato? Confessa a Cristo, riconosci. Qual è a tua dipendenza? 8,32. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Qual è la tua dipendenza? Tante volte o nostro orgulho non impedisce di confessare. Tante volte la nossa superbia. Neanche a Dio eu confesso. Eu não confesso neanche a me stesso pela minha dependência. Eu so que eu não sono felice, mas eu não voglio essere libero. Eu so che non sono felice, ma io preferisco stare dentro di questa gabbia. Già quando diviso con la chiesa di mio uccellino una volta, io aperto la gabbia, lui è uscito fuori, ha fatto un po' di passeggiata, mi ha guardato, io guardavo lui, ha fatto qualche volata e dopo rientra dentro della gabbia. Ho detto, è scemo questo uccellino. È tutti i credenti che non vogliono vivere la libertà. È quello che si manifesta dentro della sofferenza, della gabbia, essere dentro di una catena, perché non vuole essere liberi. Qual è la tua dipendenza? Riconoscere questo. E riconoscere questo con confessare i tuoi peccati.
Seconda Crônica 7,14, se il mio popolo, su quale è invocato il mio nome, si umilia. Che cosa è umilhar-se? Che cosa è umilhar-se? Quando è stata l'ultima volta che tu ti sei inginocchiato davanti a Dio e detto: Dio, la mia sofferenza è questa, io mi inginocchio, perché non ce la faccio. Eu estou sofrendo, a minha família está sofrendo, a minha comunidade está sofrendo e mi inginocchio. E eu prego, e eu cerco a tua faccia. É a minha conversione delle mie vie malvagie. E che cosa Dio farà? Eu los esaudirò dal cielo, li perdonerò i suoi peccati, guarirò il suo paese, ti guarirò. Eu devo riconoscere i miei peccati, eu devo riconoscere la mia dipendenza, eu devo riconoscere la mia schiavitù, eu devo riconoscere le catene che mi attengono, eu devo riconoscere questo e confessare a Cristo Gesù. Eu devo confessare a Dio com le lacrime negli occhi. Eu devo confessare a Dio in modo di umiliazione. Eu devo confessare ai piedi della croce che cosa eu estou vivendo. E dopo prima Giovanni 1,9, e se confessiamo i nostri peccati, che cosa Dio fa? Ele è fedele e giusto e dà. E fa l'altra cosa. Eu riconosco. Eu parlo a Dio di tutta la mia dipendenza. Eu riconosco dove é a minha malatia. E eu confesso. E Dio viene e me perdona. E Dio viene e me purifica. E fa tutto novo. É questo che Dio fa nella mia storia, nella mia vita. Mi trasforma e eu posso ritornare a essere libero in Lui. A essere una nova creatura purificata. É questo che Cristo fa, la liberazione di Cristo nella nostra vita. Se confessiamo i nostri peccati, Ele è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Non basta riconoscere, eu devo confessare, eu devo aprire il mio cuore, eu devo confessare i miei peccati anche. Potete dire in alta voce? Ma pastore, questo eu não farò. Questo eu não farò. Eu devo confessare i miei peccati negli altri per essere guarito. Quando eu ero dipendente dell'alcol, eu ho confessato i miei peccati o negli altri. E la Bibbia dice questo che eu devo fare, in modo che gli altri possano aiutarmi senza giudicarmi a uscire di questa schiavitù, in modo che gli altri non possano entrare nella stessa strada che io sono entrato in quel periodo. Eu devo confessare negli altri per essere guarito. Perciò io confesso ao meu Dio va bene, pastore, ma agli altri. E sono i tuoi amici. Vai e confessa. Vai e confessa e dici: io sono dipendente in questa area e ho bisogno di guarigione. Mi abbraccia, mi sostieni. Il tuo aiuto, per favore. Non ce la faccio. Aiutami. Quanta esperienza ho vissuto di questo, delle persone che arrivano: pastore, aiutami, non ce la faccio più. Questo è molto più grande di me. E è. E quanto è bello quando noi cominciamo a portare i pesi uno degli altri. E così viene la liberazione. La tua voce mi dice dove eu devo andare e la parola dice che io devo confessare negli altri. È questo. E che mio orgoglio non possa coprire tutto quello che la parola afferma. La Chiesa è un famoso ospedale dove tutti noi siamo ammalati, compreso il pastore, ok? Se cercate un pastore perfetto, in questa terra non troverete. Potete andare di chiesa in chiesa a trovare un pastore perfetto. Dopo il quinto incontro tu vedrai che quello pastore non è così che sembrava di essere. Ok? Può darsi che demorerà tanti anni, ma tu troverai che quello pastore è peggio di pastore Caio, o può darsi che sia meglio di pastore Caio. E così sia veramente alla gloria di Dio. Ma tutti noi siamo malati. Tutti noi. E perciò che noi abbiamo bisogno di essere guariti. E questa chiesa qua è immonda con i peccati di tutti noi. Ma questa chiesa qua è santa con la grazia di Cristo Gesù in mezzo a noi. Se tu vedi un fratello al tuo fianco, può dire: tu sei un grande peccatore. Anch'io sono.
abbiamo di essere guariti. Questa chiesa qua non è un museo di santi. Questa chiesa qua è un ospedale di ammalati. E se qualcuno entra, io pensavo che era così. Tu hai sbagliato. E è proprio così. Quella signora tra poco verrà al quinto incontro delle donne. Quello mio primo incanto. Ma è proprio così, Gabriela. Adesso tu vedrai che siamo tutti malati, tutti problemi. Ma stiamo cercando di uno agli altri essere guariti. E tu vedrai che esiste la guarigione. E lei, è vero, anche la mia malattia sarà guarita qua, se in Cristo Gesù, e noi staremo assieme. E tu vedrai che tutto questo succederà. Perché siamo tutti malati, Gabriela. È vero, pastore, è vero. Ok, va bene così. È questo spirito d'amore che deve avere tra di noi di aiutare gli altri quelli che vogliono essere guariti. È così che funziona la Chiesa. È bello, no? Giacomo 5,16. Confessate dunque i vostri peccati a Dio, pregate, è così? No. Confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri, pregate gli uni per gli altri affinché siate. E la preghiera del giusto ha una grande efficacia. È biblico. 3 persone hanno detto che è biblico. È biblico? Ai. Cominciamo per confessare i nostri peccati? Ti avvicina a qualcuno e confessa. Qual è il tuo peccato? È biblico. E io sarò guarito. Perché io so che la preghiera è efficace. E la preghiera dei santi adesso sarà potente e forte. E la preghiera dei miei adesso mi porteranno a questa guarigione. Io non posso essere nascosto com il mio peccato. Eu devo confessare negli altri. É questo che Gesù sta parlando con noi. Non possiamo usare la maschera di tutto, che tutto va bene con noi. Tutto va bene con te? Sì, pastore, tutto va bene. Che bugia. Che bugia. Neanche con me tutto va bene. Tutto va bene, no. C'è qualcosa che ancora dobbiamo sistemare. Quella maschera, no? Tutto va bene. Sto felice. Esce dalla chiesa, olha la maschera. No. Confessa i tuoi peccati negli altri per essere guariti. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Conoscerete la verità e la verità farà liberi. Terzo punto, avere la certezza che quello che è con noi è molto più grande. Avere la certezza che Cristo è molto più grande della nostra malattia. Avere la certezza di che Cristo è molto di più di quello che è la mia dipendenza. Avere la certezza che Cristo può tutto. Avere la certezza che mio Dio è grande. È questa certezza che dobbiamo avere. Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Tu credi che Cristo è l'unico che ti libera? È Cristo. La mia esperienza con Cristo non è una esperienza religiosa, con una denominazione, con una chiesa. La mia esperienza con Cristo è una esperienza personale, persona con l'altra persona. La mia esperienza con Cristo è una esperienza di cuore, di mente, di fede, è una esperienza di parlare con qualcuno che mi ascolta. E di qualcuno che mi ascolta e che mi parla io ascolto. Di qualcuno che possa avere intimità e un rapporto. È questo Cristo vivo che mi libera. Non è la chiesa, non è la religione, non è questo. È Cristo, la persona di Cristo, dove inserisce lo Spirito Santo nella nostra vita e adesso trasforma la nostra vita in questa nuova creatura. Libera. Tu ce l'hai questa esperienza con Cristo? Se dunque il Figlio vi farà liberi, voi sarete veramente liberi. Se tu ti sei convertito a Cristo, tu sei una persona libera. Se tu vivi questa intimità con Cristo, tu sei una persona libera. Se tu vivi questo rapporto profondo con Cristo, tu sei una persona libera. Perciò Cristo Gesù è venuto per salvarti. E Cristo è anche venuto per liberarti. Isaia 61, 1 e 2. Isaia, Tiago. 61, 1 e 2. Isaia, nell'Antico Testamento. Lo Spirito del Signore di Dio è su di... Parlando su Cristo. Perché il Signore mi ha aiutato per recare una buona notizia agli umili. Mi ha inviato per fasciare quello che hanno il cuore spezzato,
per proclamare la libertà a quello che sono schiavi. L'apertura del carcere ai prigionieri, per proclamare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti quelli che sono. È questo il mio Cristo, è questo il mio Gesù, è questo che mi consola, è questo che mi fortifica, è questo che mi dà la pace, è questo che mi ha liberato, è questo che mi ha fatto testimoniare della grandezza e della potenza di Cristo. È Lui, lo Spirito Santo è venuto su di Lui e Lui ha fatto questa opera. Lo Spirito Santo è venuto sulla Chiesa e la Chiesa fa questa opera. Lo Spirito Santo è venuto su di noi e ci ha liberato e siamo liberi. Perciò noi non siamo più schiavi del peccato, siamo liberi in Cristo Gesù per confessare e per vivere. Perciò Cristo Gesù ha fatto questo. Perciò che loro, quello che avevano esperienza con Cristo, diceva: Signore, se tu vuoi, tu puoi purificar-me. E che cosa Gesù rispondeva? Sì, voglio, sii purificato. Perciò che Gesù parla aquela bambina, alzati. E lo Spirito ritornou su di lei. Perciò che Gesù parlò: figliolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. E quei peccati sono stati perdonati. Perciò che Gesù ha detto che l'uomo: alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa. E quell'uomo se n'è andato. Perciò Gesù, ele stese la sua mano e lei tornò sana. Perciò che questo Gesù ha detto che lo spirito muto e sordo, io te le comando, esci da lui e non rientra più. E lo spirito uscì. Perciò che Cristo Gesù viene sulla mia vita e mi tocca, mi guarisce. Caio, tu era dipendente. Fede. Tu hai proclamato, tu hai confessato, tu hai riconosciuto. Libera su di me. Su Gesù è su di te. Gesù mi ha preso. È questo Gesù. È questo Gesù che è sopra ogni cosa. È questo Gesù che noi stiamo proclamando. È questo Gesù vivo, presente. È questo Gesù che trasforma. È questo nostro Cristo Gesù. È la potenza di Dio. È la potenza di Dio che opera in noi per liberarci di qualsiasi forma, modo di schiavitù. È questo Gesù che agisce. È questo Cristo Gesù che è potente nella nostra vita. Tu credi in Lui. La croce di Gesù esiste per guarire. E o sangue de Jesus que nós estaremos celebrando tra pouco é per guarire le nostre ferite. O sangue de Jesus é per purificare delle nostre malattie. É a potência de Cristo Gesù que nós estamos celebrando questa mattina. É a presença de Cristo vivo nella nostra vita. Abbiamo studiato questa mattina, non abbiamo un Cristo morto. È risorto. Che cosa dici quando è risorto? Alleluia, Chiesa. È risorto? Alleluia! È interessante, nella tradizione si diceva così: Cristo è risorto. La risposta è alleluia! Cristo è risorto. Alleluia! È vivo in me per trasformare la mia vita, per mi fare una persona libera. Perciò che la Chiesa esiste per predicare questo messaggio. Perciò che la Chiesa non vive con l'amarezza, con l'odio, con dolore. La Chiesa vive questa grazia. La potenza di Cristo. È questo che è in te, è questo Cristo vivo, è questo che trasforma. Perciò quanto è bello vedere una persona liberta, quanto è bello vedere la gratitudine di una persona liberta, quanto è bello vedere quanto Cristo ha fatto. Tu sei una persona grata, tu ringrazia sempre. Tu eri una persona malata, qualcuno ti ha aiutato. E questa persona che ti ha aiutato, che ti ha liberato di quello male, come è il tuo rapporto con questa persona oggi? Io sempre condiviso, io ho vissuto un periodo di un anno molto difficile nella mia vita. Ero credente, ho abbandonato, stavo vivendo una vita non giusta, ma c'erano due persone che hanno detto: Caio, voglio ancora liberarti di questo, saremo vicino a te. E fino a oggi, quando eu vado em Brasília,
io devo visitare questi due. Per quello che io sono oggi, io ringrazio loro due. E non sono le circostanze che mi toglieranno la mia amicizia con queste due persone. Loro mi hanno liberato. Tramite Cristo Gesù. Sono persone che hanno fatto una opera nella tua vita, che ti hai messo la gioia. Tu devi fare sempre un ringraziamento a queste persone per non dimenticare dove tu eri, per ricordare quello che tu sei. Noi abbiamo un grande sbaglio nella nostra vita della dimenticanza di quello che io ero. Io non posso dimenticare di quello che io ero. Che cosa noi staremo celebrando tra poco? Cena del Signore. Perché? Per ricordare quello che io ero. Per ricordare quello che è stato fatto. Per ricordare quello che io sono. Perché tante volte noi vogliamo usare un cancelletto nella mia storia. Non posso. Perché altrimenti non sto dando valore a Cristo Gesù. Eu devo ricordare che io ero. Eu devo ricordare quello che Dio ha fatto. Eu devo ricordare quello che io sono. E in una bilancia qua, io vedrò la potenza su di qua. Non posso cancellare questo. Perciò io posso dare valore alla libertà quando mi ricordo che io ero schiavo. Perciò che Dio ha detto, uscite dall'Egitto, adesso dovete celebrare la Pasqua. Per non dimenticare che eravate schiavi. Per non dimenticare quello che ho fatto per voi. Per non dimenticare. Perché altrimenti volete ritornare a essere schiavi. O quanto è bello questo. Questo Cristo che mi libera. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Quarto punto, consegnare la vostra storia a Cristo Gesù. Se o Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Geremia 29:13. Mi cercherete? Perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Io riconosco, io confesso, io so della sua grandezza, io so di tutte le trasformazioni, ma adesso la mia vita deve essere consegnata a Lui. Non è il mio peccato, era prima, adesso è la mia vita. Adesso io consegno la mia vita a Cristo Gesù. Adesso la mia vita è nelle mani di Cristo e Lui farà della mia vita quello che Lui vuole, non sono io. Adesso è Lui, io sono in obbedienza completa a Lui, è a Cristo Gesù. Perciò io mi consegno la mia vita e i miei problemi adesso sono in Cristo. Perciò che è Cristo nel mio orecchio gridando, Caio, è la tua vita che io desidero adesso. Io già ho preso la tua storia, ma io voglio la tua vita. Perciò che Cristo sta gridando nel nostro orecchio, Caio, venga da me e abbia fiducia in me e comincia a camminare con me. Ma ti fidi di me. Basta di essere una persona che confida tanto in te stesso. Tu non troverai di nuovo la gioia, Caio, tu ritornato al passato. E la mia fiducia adesso è in Cristo Gesù. È consegnare la mia vita, riconoscere i miei peccati adesso è solo per Cristo. Perciò che Cristo sta gridando al mio orecchio, vieni e abbia fiducia in me e consegnati veramente, non con una corda collegata com o passato. Io vado a Cristo, ma c'è qualcosa che mi trattiene. Taglia. Consegna la tua vita a Cristo Gesù. Cominci a manifestare tutto quello che Cristo ha insegnato per noi. Camminare con Cristo Gesù e essere com una vita consacrata a Cristo Gesù e obbedire a Cristo Gesù in tutti i suoi punti che Lui ci ha insegnato. Perciò se Cristo Gesù ha detto, perdona, che cosa devo fare? Perdonare. Perché quando io perdono io sono un uomo libero. Quando Gesù dice al nostro orecchio, servi, ma non è funzione mia di servire. Gesù dice, serve, che cosa devo fare? Se o teu nemico chiede la giacca, che cosa deve dare? La maglietta, i pantaloni, le scarpe, deve dare tutto. Ah, ma no, serve. Se o teu nemico ha detto, cammina un primo miglio, che cosa deve fare? Dove? Serve. Io ti ho chiamato per essere servire. È questo consegnare la mia vita a Cristo Gesù? Perciò che Gesù sta al nostro orecchio e dice, sono venuto per liberarti. E quando io faccio questo cammino, secondo o milho, comincio a dare la mia giacca, la mia camicia, io sono libero. Quando Gesù sta parlando al nostro orecchio e dice, Caio, obbedisci,
lascia indietro tutti i tuoi ragionamenti e la tua superbia. Che cosa devo fare? Io lascio indietro il mio ragionamento e la mia superbia e lo seguo. Perché Lui è più potente. È Cristo Gesù. È a Lui che io consegno la mia vita e è con Lui che io sto camminando. Altrimenti io non trovo la libertà. È in questo modo che io trovo la vera libertà in Cristo Gesù. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. La verità è la parola. Quinto punto, vivere questa parola di Dio. Versetti 31 e 32. Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in Lui: se perseverate nella mia parola, se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi... Che cosa è perseverare? Quando esiste una resistenza. Io só posso perseverare se c'è una resistenza. Se non c'è la resistenza non c'è il perseverare. Non so se avete capito. Quando esiste perseverare è perché c'è una opposizione. E l'opposizione sono io. Perseverare nella parola è quando io non voglio fare. E Gesù sta dicendo, continua cá, io è nella parola. Persevera. Ma Dio persevera. Ma persevera. È di là che esiste l'obbedienza e è di là che esiste la libertà. È di là che esiste il senso di conoscere la vera libertà. È quando sto perseverando contro me stesso. Perché quando esiste quello grande conflitto, quello che Cristo ha detto e quello che io penso, Cristo vince. Quando sono io a cercare di vincere, Cristo ha detto, ok, tu non hai conosciuto la libertà. Tu sei perseverante nella parola di Dio o i tuoi ragionamenti sono più alti? Non esiste nessuna parola che sia più alta della parola di Dio. Non esiste nessuna altra parola che non sia quella che già abbiamo dalla rivelazione di Dio. Giacomo capitolo 1, versetti 21 a 26. Giacomo 1, 21 a 26. Perciò, deposta ogni purità e residuo di malizia, ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi e che può salvare le vostre anime. Ma mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto, illudendo gli altri, illudendo il pastore? No, illudendo voi stessi. Perché se uno è ascoltatore della parola e non esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in un specchio. E quando si è guardato se ne va e subito dimentica come era. Ma chi guarda attentamente nella legge perfetta, cioè nella legge della libertà, in essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che la mette in pratica. Ele sarà felice nel suo operare. Se uno pensa di essere religioso, ma poi non tiene a freno la sua lingua, ingana se stesso. La sua religione che belle parole. Chiara, precisa. Io non posso stare soltanto ascoltando la parola. Quello che ho ascoltato eu devo mettere in pratica, anche che sia contro me stesso. Io sono perseverante nella parola di Dio e è di là che io trovo la libertà. Parola di Dio è parola di libertà, è parola di vita, è parola di gioia. Perciò quando io sto inserendo la parola di Dio in modo pratico nella mia vita, adesso io vivo. Adesso io trovo la libertà. Adesso eu riconosco la potenza della parola di Dio che mi ha trasformato. Io non posso essere un religioso. Eu sou um cristiano che vive i concetti di Cristo Gesù e trovo di qua la libertà per adorare il nostro Dio. Nós staremo celebrando la cena del Signore. È interessante che nel testo della cena di 1 Corinzi dice: perciò ci sono tanti malati tra di noi. Perciò ci sono tanti malati, perché non stanno vivendo la potenza, la perseveranza della parola di Dio, di vivere la parola di Dio in modo pratico. E essere felice. E essere felice. Se eu sono ammalato, è perché questa guarigione
não está succedendo nella mia vita e la parola non sta vivendo. È la parola che mi fa essere libero. Perciò essere libero è essere simile a Cristo Gesù. Essere libero è essere come Cristo Gesù era. Tu sei libero? Sei libero? Tu sei libero? Adora Dio. Adora Dio. Preghiamo. Ricorda del tuo passato. Ricordati. Se ti fa dolore, è perché ancora esiste la mancanza di perdono. Per te stesso. Ricordati del tuo passato. Ricordati dei tuoi sbagli. E adesso ricordati di quel momento di liberazione. Quando tu hai riconosciuto, quando tu hai confessato. Ricordi quel momento quando tu hai girato le spalle al peccato, al male. E adesso ricordi quel momento quando è venuto quel gruppo di persone, una persona, a darti un appoggio. Che ha creduto in te. Che ti ha dato una nuova opportunità. E grazie a Dio per questo. E ora ricordati che Dio ha usato questo gruppo di persone. E Dio ha inserito nel tuo cuore o confessare e o riconoscere. E che Dio aveva sempre uno sguardo d'amore verso di te. Grazie per questo. E ringrazia che la parola di Dio ha cominciato a inondare il tuo cuore. La parola di libertà. La parola di vita. Grazie. Ringrazia perché questa parola adesso viene contro i miei principi per cambiare a me stesso. E se io sono perseverante in questa parola, io troverò la libertà. Questo processo da quello che ora è schiavo e da quella libertà che io ce l'ho oggi è meraviglioso. Perché Cristo Gesù ha fatto questo per amore a me. Se tu ce l'hai il figlio, tu ce l'hai la libertà. Tu ce l'hai la vita. Se tu non ce l'hai ancora il figlio, confessa e chiede a Cristo Gesù di entrare nella tua vita e trasformare la tua vita. Nostro Padre, nella potenza di Cristo Gesù, nella potenza di Cristo, che celebriamo questo momento. E ti ringraziamo perché siamo liberi per te, oh Padre, non per noi, ma per te. Siamo liberi di ritornare a vivere una vita completamente nelle tue mani. Grazie per la libertà che abbiamo, Padre. E siamo felici in te, perché tu hai trasformato la nostra vita. Io ricordo, Padre, del mio passato. Io ricordo la tua parola. Io ricordo, Padre, quando tu hai parlato con me. E la potenza della tua mano è stata molto più alta delle catene che esistevano
su di me. Ti ringrazio per la liberazione e grazie delle persone che tu mi hai dato. Grazie. E ti ringrazio per Cristo Gesù che mi ha salvato, che mi ha liberato e che mi fa una persona libera in te oggi. Nel nome di Gesù. Grazie Padre, che io non sono più dipendente. Amém, Senhor.